Signore e signori, buongiorno a tutti. Ci troviamo a Segromigno in Piano, siamo in provincia di Lucca, dove si presenta una delle agguerrite società, delle più agguerrite non solo della provincia di Lucca, ma anche della regione toscana, perché questo team Fanini Store, appunto siamo proprio davanti allo stabilimento delle Cicli Fanini, corre nel settore amatoriale a 50 tesserati e hanno già vinto 24 gare. 24 gare che hanno iniziato a correre il 15 di gennaio a tutto fine marzo. Non sono poche, 24 gare. Poi prima della ripresa dei corridori che sono andati lungo le strade della Lucchesia, sono andati gli atleti a deporre un mazzo di fiori sulla tomba al cimitero di Segromigno in Piano, sulla tomba appunto di papà e di mamma Fanini. Andiamo a vedere ora i quadri per quanto riguarda il sodalizio lucchese. Presidente è Mario Paolinelli, vicepresidente è Lorenzo Fanini, consiglio direttivo invece è composto da Simone Scarlatti, Lenci Alessandro, Lenci Alberto e Guidi Piergiorgio. L'addetto stampa è di Riccio Maurizio, alle pubbliche relazioni c'è Manuel Fanini, mentre ufficiale sponsor tecnico e assistente a bici il negozio Cicli Fanini di Segromigno in Piano. A questo punto andiamo ad ascoltare le interviste dei protagonisti. Riprendiamo da questa presentazione della Fanini Store che appunto abbiamo seguito questa mattina. Siamo ancora per andare in questo noto ristorante, siamo con un plurivittorioso, Fiorenza. Chi è che non lo conosce? Francesco Fiorenza, già quest'anno 9 vittorie. Fiorenza, dove si vuole arrivare? Dove si vuole arrivare? A fine stagione tutti compatti, tutti uniti e più vittorie. Io dico che quest'anno si superano 50 vittorie e ci metto la mano sul fuoco di prima persona. Appunto, come dicevo, siamo oggi è il 1° di aprile, ieri il 31 avete fatto la 24esima vittoria. Correte da 2 mesi e mezzo, dunque è una società che veramente siete affiatate, andate veramente forte. Ma il gruppo gira bene, anche alle volte diciamo la verità, ci sono dei litigi dopo le corse, no? Ma quella lì è come essere una famiglia, perché anche una coppia litiga in casa e noi come ciclisti litighiamo anche dopo la corsa. E quello fa bene a noi, litigare e poi essere sempre uniti, anche nel modo, quando si litiga siamo sempre uniti. Si vocifera così in via di corridoio che Francesco Fiorenza potrebbe fare anche qualche gara nei pro. Questa è... aspettiamo, penso di sì, con Manuel Fanini, se ci stiamo lavorando con Cristiano Fanini e aspettiamo questo giorno. Dunque praticamente hai iniziato bene questa gara, come dicevo hai vinto 8 gare, però una anche a cronometro, dunque hai iniziato bene questa stagione, auguriamoci per il 2012 grandi successi, grandi vittorie. Di corse ne abbiamo vinte tanti circuiti, diciamo ora arrivano le corse più belle, dalla Pasquetta c'è i 3 giorni di Pistoia, poi arriva il Toscano, gli Italiani, ora iniziamo a puntare sulle maglie. Giacomo Mazzuola, anch'esso grande protagonista in questo scorcio di stagione. Giacomo, insieme a Fiorenza sei uno di quelli che vince sempre. No, vinco sempre, no, ho vinto solo 3 corse, ho fatto tanti piazzamenti, però ci proviamo a vincere tutte le corse che facciamo. Sì, però sei sempre lì a lottare per i primi posti. Sì, sono sempre lì davanti, però delle volte ci sono quelli più forti, bisogna contestarsi dei piazzamenti, però noi proviamo tutte le corse a vincerle e vediamo. Ora iniziano il cronometro, sono quelli che punto quest'anno e vediamo di riportare a casa le maglie vinte l'anno scorso. Senti Giacomo, te sei riconfermato nella Fanini Store oppure vieni da un'altra società? Vengo da un'altra società, l'anno scorso correvo per la BBM Vado Stefan e quest'anno sono venuto da mio amico Manuel, che è una vita che lo conosco e con loro ci sto bene e proviamo a fare una stagione con loro, o perché non più anche di una stagione. Volevo dire, siete una squadra affiatata, una squadra che andate d'accordo, come diceva Fiorenza, dopo l'arrivo si fa qualche battibecco, però poi siamo tutti amici e ci si abbraccia tutti. Sì, siamo una famiglia, giustamente nelle corse litighiamo, però dopo le corse un po' di litigio
succedono, però siamo una famiglia, dopo ci andiamo a bere e torniamo amici come prima. Dunque 3 vittorie, ma la stagione è iniziata ora, auguriamoci di riportare al Fanini tantissime vittorie. Sì, ora il mio primo appuntamento è il 19 maggio che c'è un mondiale a crono individuali e quest'anno io mi alleno per il cronometro e proviamo di riportare le maglie vinte l'anno scorso a casa Fanini, perché no? Siamo con un altro esponente della Fanini Store, siamo con Sandro Marchionni. Sandro, quest'anno avete iniziato bene, come dicevo anche con i tuoi compagni di squadra. Te hai già vinto 4 gare, dunque la stagione è iniziata ora, abbiamo iniziato bene. Sì, la preparazione invernale diciamo che è andata perfettamente, senza intoppi e niente. La squadra per questo inizio di stagione ha funzionato a meraviglia. Ci siamo divisi un po' le vittorie un po' tra tutte le categorie, perché anche con Francesco Fiorenza, Marchini e gli altri ragazzi, insomma, siamo andati bene, siamo andati per il momento. La stagione è ancora lunga, le corse più importanti devono sempre arrivare e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi. Ci accontentiamo per ora di quello che è avvenuto, siamo tutti contenti e tiriamo ad andare avanti. Senti, stare in una squadra così della Fanini con Manuel mi sembra una famiglia. Ma sì, ci siamo trovati tutti bene per il momento, cioè, sia per quanto riguarda il discorso di Manuel e del resto di tutta la squadra, niente da dire. Per il momento le cose vanno per il meglio, aspettiamo risultati più importanti, puntiamo a delle corse magari un pochino più di maggior risonanza e vediamo. Ecco, te come ti reputi? Velocista, scalatore, passista? No, io sono un velocista puro e ho corso tantissimi anni, ho sempre avuto queste caratteristiche qui e quindi quest'anno in particolar modo mi sono un attimino specializzato ritornando su un settore proprio di volata pura. Per le altre corse c'è Francesco che diciamo è pur essendo un ottimo velocista è molto più completo di me, quindi ci diamo noi diciamo però in minima parte, cioè lui è quello che fa le corse. Se poi dopo per ultime per forza arriva in volata, le cassane da poco guardo di levarcele io. Ecco, dunque Marchionni senz'altro il più velocista. Come conformità fisica sì, dovrei essere quello più veloce, il velocista puro della squadra dovrei essere io, magari qui in Toscana vengono fuori delle volate con pochi corridori, però in una volata di 150 persone fatta in una determinata maniera, molto probabilmente quello più veloce dovrei essere io. Federico Marchini, ti ho visto vincere anche a Pozzarello se non vado errato, 5 vittorie in questo piccolo scorcio di stagione, dunque ecco una bella stagione iniziata bene e con Fanini ci si sta bene anche. Sì, quello sicuramente, con Fanini sta bene, la stagione è iniziata alla grande, fuori dalle mie aspettative, non pensavo di essere già in forma così. Con Manuel e poi Manuel, Lorenzo, tutta la famiglia Fanini stiamo bene. Dunque se andate però tutti d'accordo, mi hanno detto anche gli altri tuoi compagni di squadra che andate tutti d'accordo e tutti lavorate per la vittoria. Sì, la squadra anche ieri è stata perfetta, ha girato tutto bene, si era detto di fare la corsa per me e per Francesco, purtroppo Francesco è caduto, io sono caduto, comunque anche ieri la corsa è andata bene, la squadra è stata perfetta, tutti bravi ragazzi. Ha vinto uno della vostra squadra? Sì, ieri ho vinto io, l'ho fatta la vittoria io. Appunto. E comunque ringrazio tutti i compagni, Giacomo, tutti quanti per la vittoria di ieri. Dunque un appuntamento per la prossima vittoria? Ma speriamo il prima possibile, vediamo le corse a venire, vediamo un po' come va la situazione. L'importante è vincere e divertirsi un po' tutti, cercare di essere una squadra tutta, tutti uniti. Perché ora Marchini comincia le corse vere? Sì, ora da qui in avanti cominciano le corse vere, campionati italiani a cronometro, campionati italiani in linea, abbiamo il mondiale a coppie con Giacomo, Mazzuola, cerchiamo di fare una bella prestazione quest'anno, dato che per ora insomma, si spera bene. Siamo con il presidente di questo sodalizio della Fanini Store, siamo con Mario Paulinelli, anch'esso corridore, certo. Primo anno che fa il presidente nella società di Manuel Fanini. Corridore anche. Presidente e corridore. Certo. Dunque hai trovato un ambiente bellissimo, bellissimo. Una famiglia. Anzitutto vorrei ringraziare qui presenti Michele, Pietro, Manuel, perché mi hanno voluto a questa squadra e sono molto onorato di far parte. Fra l'altro sono stato anche fatto presidente che non me l'aspettavo. Questo significa che in questi anni qualcosa di buono è stato fatto.
Dunque Fanini, che hanno la bicicletta nel DNA, Certo. hanno fatto una squadra all'avanguardia, avete già vinto 24 corse Fortissimo, dal fortissimo. 15 in 2 mesi e mezzo, dunque Fortissimo. vuol dire che va veramente forte. Credo proprio che per le altre squadre i nostri ragazzi possono solo regalargli sportivamente qualche gara, perché sennò non vedo squadra forte come la nostra. Difatti quando si gira per i posti, come si rammenta Lucca, si rammenta Fanini. Certo, ma Fanini è una storia a Lucca. Già portare il nome Fanini sulla maglia bisogna essere contenti. Quando io vedo la scritta Fanini, a me mi riempie il cuore di gioia, perché il Fanini è una squadra che non ha bisogno di presentazione, non ha bisogno di sponsor, non ha bisogno di niente, è già uno sponsor. Senti Mario, tu corri in bicicletta, ma risultati? Risultati a 49 anni, in questi anni qui a qualche medio fondo ho sprintato per vincerla, dove si parte 1500-2000 partenti, quindi posso essere anche un buon preparatore e un buon consigliere per la squadra, oltre che essere il loro presidente. Senti Mario, qualche ringraziamento a qualche sponsor? Allora, gli sponsor anzitutto li voglio ringraziare, perché se non fosse per il loro contributo certamente anche noi non potremmo dare una mano ai ragazzi, alla squadra e a tutto il resto. Innanzitutto un ringraziamento grosso va a lui, ma un ringraziamento grosso va anche a tutti i ragazzi che ogni giorno, lo ribadisco, sono ciclamatori, si preparano come fossero professionisti. Questo ci tengo a dirlo, perché anch'io sudo tutti i giorni sulle strade, 1 ora e mezzo, 2 ore, quello che possiamo, perché non bisogna scordare che noi si lavora, invece un professionista arriva a casa, si mette su una poltrona, alza le gambe, si mette sulla poltrona e si riposa. Questi sono ragazzi che vanno elogiati al massimo. Insomma, un ringraziamento a tutti gli sponsor che collaborano intorno alla Fanini Storia. Un ringraziamento grandissimo a tutti gli sponsor e mi voglio ripetere, soprattutto alla famiglia Fanini che è eccezionale. Con questo Pietro, concluso. Paulinelli dice grazie alla famiglia Fanini, te che tu sei un po' l'emblema della famiglia. Sono l'emblema perché saranno il più anziano della famiglia. Più anziano andrebbe a dire che invio a avere una certa età. Comunque sono contento che lui sia presidente, perché era già un corridore, noi ha corso anche con noi da diversi anni e sono contento che passa al presidente tutto. E poi abbiamo di dietro Manuel qua, che è lui che cronometra tutto. Io ho la penna nel taschino di cui devo firmare solo i pagamenti. E Michele? Michele, anche lui sarebbe un promotore, Michele, lo sai, no? Lui è un promotore sempre che nei corridori va bene. Michele, un augurio a questa squadra per il 2012 che faccia ancora meglio. Senz'altro. Un mero augurio. Vai. Eccolo qua il fatotum, Manuel Fanini. Allora, il team manager. Allora, Manuel, tutti ti hanno fatto grandi elogi per questa squadra, siete una cinquantina di corridori, avete già vinto 24 corse, dunque andate a 1000 ora. Sì, siamo tutti contenti della struttura che abbiamo creato a livello amatoriale. Io ho preso un anno di stop con le donne, fino all'altro anno avevamo la scuola di professioniste donne per rilassarmi, invece ho visto tanto rilassamento, non l'ho trovato perché c'è da fare anche qui, c'è da fare tanto. Abbiamo preso tutti i ragazzi migliori, siamo la squadra migliore a livello amatoriale, siamo contenti, ci leviamo le soddisfazioni sempre rimanendo nell'ambito amatoriale di scherzare, ridere, divertirsi per andare poi a vincere. Manuel, tutti i corridori, tutti questi ragazzi che corrono con te, tutti i corridori che si sono ben distinti anche quando correvano nella categoria allievi, juniores, dilettanti, ora tu te li ritrovi tutti qui con te. Sì, diciamo che molta gente, come si dice, il ciclismo rimane nel sangue, sono tutti ex corridori, infatti anche andare alle corse competitive è molto più difficile perché troviamo ex professionisti, ex dilettanti, insomma è difficile, però riusciamo tutte le domeniche a lottare per la vittoria. Poi tu c'hai anche un assistente tecnico, diciamo che per le bici tuo fratello Lorenzo, che porta il nome del nonno Lorenzo.
Sì, ti ripeto, la struttura, io sono già avvantaggiato, famiglia, struttura, negozio, abbiamo già tutto pronto, perché anche a far fronte a 50 amatori come siamo noi, di cui 30 sempre competitivi, non è facile, è una spesa, ti porta via tempo, è dura, però ti ripagano poi con le vittorie, essendo anche quasi una famiglia, via. Senti diciamo. Manuel, te come tutto il consiglio, te come manager, poi anche tutto il consiglio, siete tutti corridori, siete tutti che gareggiate la domenica, il sabato, levate qualcosa alla famiglia per, volevo dire, la prima vittoria di Manuel, quando sarà? Ora te me l'hai detta, la prima vittoria mia a livello ciclistico? Sì. Io lo faccio più che altro per passione, per tenermi un po' in forma, se no tiro a ingrassare. Io quello che ho dato, come si dice noi a Lucca. Ho corso diversi anni, tra cui dilettante, un po' professionista, però la bicicletta ho visto non è mai stata per me. Troppo fatica, troppo impegno. Mi diverto perché come dinastia siamo dietro ai ciclisti da più di 60 anni tramite il mio nonno Lorenzo, mio zio Ivano, Brunello, Pietro, mio padre, e ci si diverte a star dietro, a far fronte a tutto perché ci sta nel sangue, via. Un ringraziamento particolare a qualcuno? Sì, ringraziamento va dato un po' a tutti, dallo sponsor più piccolo a quello più grande, dalla mia famiglia che mi assiste, mio fratello che fa le biciclette per tutti, un po' a tutti ringraziamenti. Ci vuole molto gruppo per fare queste cose. Guglielmo Malcontenti è il titolare del ristorante Il Botteghino, che oggi ospita appunto la squadra della Fanini Store e poi anche uno sponsor di questa società. Sì, dunque soddisfazione Guglielmo, sponsorizzare una gara come la Fanini Store. Sì, perché sono tutti amici da tanti anni e sono contentissimo, ecco, contentissimo. Ecco, questo locale, questa locale del Botteghino, dov'è che si trova anche per coloro che ascoltano? È sulle colline di Ciciana, la strada che è dietro le ville va verso Matraia Alta. Ecco, si prende la strada per andare verso Matraia e si trova il ristorante Botteghino sull'incrocio di Ciciana. Ristorante già che c'era prima della guerra. Dunque, ritorniamo ora alla squadra. Sì. Una squadra come quella della Fanini, sponsorizzarla già è una bella cosa perché siete amici, ma è una squadra anche che va forte, vincano, dunque è anche maggior soddisfazione dare qualcosa per questa squadra. Senz'altro, io sono quello che posso fare, certamente lo faccio. Sono qui apposta per aiutarli perché mi danno soddisfazione. Ecco. No te